poter scaricare da parte dell'ammalato un po', diciamo, di quella tensione accumulata durante la giornata è un qualcosa che rende la loro permanenza, diciamo, ecco, un attimino migliore. Ecco, questo è quello che in effetti noi andiamo a fare. Non grandi cose, piccole cose, ma comunque sempre, ecco, molto importanti. Esatto, piccole cose ma importanti. Stavo per dire la stessa cosa, vedo che appunto abbiamo colto il succo, nel senso che è proprio questo, non solo assistenza, come dire, materiale, ma anche semplicemente il fatto di esserci, di fare compagnia, di essere di supporto, di ascoltare chi magari ha solamente bisogno di parlare e quindi di rompere la solitudine, l'emarginazione. Spesso poi immagino sono soprattutto le persone più anziane essere a rischio di solitudine in questi contesti. Certo, ecco, qui poi la nostra azione è rivolta oltre che a tutti gli ammalati, ma in modo particolare agli ammalati soli ed anziani. Soli ed anziani e magari anche qualcuno socialmente emarginato. Ecco, questi sono quelli ai quali noi ci rivolgiamo, ecco, molto più frequentemente, perché sono quelli che ne hanno, diciamo, ecco, maggiormente di bisogno. E qui per far questo noi abbiamo la possibilità, ecco, ogni anno di frequentare dei corsi formativi che poi ci permettono, diciamo, di svolgere al meglio, ecco, questa funzione. Nel corso di maggio-giugno di ogni anno, da tantissimi anni, ecco, ormai viene svolto un corso formativo di 4 pomeriggi, dove abbiamo la possibilità di imparare tecniche di approccio, diciamo, all'ammalato, in modo tale poi da essere in grado di farlo, diciamo, ecco, nel modo più consapevole e arrivare preparati, insomma, appunto, anche ad affrontare queste situazioni molto delicate. Il Natale è uno dei periodi peggiori per essere soli soli in ospedale, insomma so che voi poi ogni anno organizzate delle cose. Certo, anche un po' proprio per Natale, per i pazienti che restano in ospedale, noi ormai da tempo abbiamo pensato di passare a dare un saluto ammalato per ammalato, consegnando un piccolo regalino in modo tale che sentano anche loro la festività, diciamo, del Natale. Analoga cosa adesso da un paio di anni la stiamo facendo anche per Pasqua. Sono le festività in cui gli ammalati si sentono un attimino più soli. Ecco, con questo sistema abbiamo visto anche parecchi ammalati col sorriso sulla bocca, il che non è, diciamo, ecco, cosa di poco conto. Certo, è importante. E a Natale, anche se lo spirito magari è un po' diverso, ma anche alla mensa, colgo l'occasione per ricordare questo passaggio, viene organizzato in genere un'attività con le persone più povere, la vigilia di Natale. Sì, ormai da alcuni anni che per consuetudine così si fa una festicciola, a seconda poi delle opportunità, anche in modo più pomposo come anche più limitato, come sarà quest'anno, così per una scelta che è stata fatta anche in rapporto al tavolo dei senza dimora, dove si è pensato che ogni famiglia, intesa in senso di associazione, poteva nel suo ambito gestire la serata. Noi quella sera apriremo per un orario più prolungato. Sicuramente avremo un menù particolare, ma auspichiamo anche la presenza e l'accoglienza a tanti nostri amici che vengono lì a Porta Amica, che non sono effettivamente fruitori della mensa, però può essere un'occasione di condivisione anche di quella vigilia, così insieme, insomma, ecco. Esatto. C'è un altro ambito che volevo ricordare delle attività della San Vincenzo, che è quello carcerario, altro ambito forse poco conosciuto, ma in cui la San Vincenzo appunto si spende con un gruppo di volontari. Ecco, diciamo come presenza numerica è una presenza ridottissima la nostra in termini di volontari, anche perché è chiaro l'accesso è un luogo molto difficile, non è che è facilitato, ci vogliono delle autorizzazioni particolari, però facciamo parte del coordinamento SEAC che cura anche le iniziative che vengono realizzate, siamo in ottima collaborazione con le altre associazioni che ne fanno parte, forniamo anche
materiali, indumenti e quant'altro ai detenuti che ne avessero di bisogno. E poi in particolare da alcuni anni, oltre una decina, abbiamo realizzato una collaborazione con l'UEPE di Padova, che addirittura allora si chiamava CSSA, che era un servizio sociale per adulti, in modo che, visto che oggi ci sono le opportunità che a completamento della pena alcuni detenuti possono anche in alternativa espletare dei servizi anche di volontariato, noi abbiamo accolto le nostre strutture sia di Portamica che della Mensa oltre 30 persone in questi anni e abbiamo avuto sempre esperienze bellissime perché le persone, non soltanto loro, sono state accolte senza pregiudizi e in modo fraterno, ma viceversa anche loro si sono sentiti a loro agio e poi qualcuno anche dopo completato il periodo, diciamo tra virgolette obbligatorio, ha continuato a restare in contatto con noi e questo ci ha dato una grande soddisfazione, insomma, ecco. Capisco e immagino, è un'opportunità molto importante, soprattutto per chi esce chi esce da delle situazioni molto difficili, ecco, e quindi ha bisogno, come dire, perché poi anche spesso dietro alla persona c'è una famiglia e noi anche con i servizi sociali del comune di Rovigo in alcuni casi abbiamo ottenuto una collaborazione che ci ha permesso di fare in modo che anche la famiglia potesse essere seguita e perché mancando il più delle volte il capofamiglia magari mancava anche l'entrata economica e quindi noi magari tenevamo questo legame che permetteva di aiutare anche la famiglia fin tanto che la persona era detenuta. Quindi molti settori di impegno e un ultimo che volevo ricordare che viene pubblicato appunto in questo che è il vostro bilancio sociale del 2010, una bella pubblicazione che fa appunto il punto su tutte le numerose cose che fate, appunto c'è questi progetti in collaborazione con la scuola, o con il mondo della scuola, insomma a supporto dello studio, ecco, se vogliamo raccontare brevemente ben volentieri. Di cosa si occupa. Diciamo anzitutto che questo piccolo bilancio, che noi è già la seconda volta lo facciamo, l'avevamo fatto nel 2005, non siamo in grado di sostenerlo annualmente sia in termini di impegno per produrlo sia in termini anche economici poi per pubblicarlo, però ci teniamo anche di tanto in tanto a essere trasparenti, non per metterci in mostra, ma soprattutto anche perché le tante persone, oltre agli enti e centro servizi che sostengono le nostre attività, ci forniscono risorse per portare avanti queste iniziative, possono vedere anche come vengono destinati i proventi che noi riceviamo, anche perché spesso nel mondo del volontariato una critica superficiale che viene fatta è quella di dire ma chissà come dove vanno a finire i soldi, esatto, per cui... E quindi qui noi facciamo vedere con trasparenza il nostro bilancio sia economico ma soprattutto sociale per vedere anche appunto le iniziative realizzate. Scusi la parentesi, così tornando adesso, grazie. Tornando adesso alla sua domanda, ecco, 2 progetti noi abbiamo realizzato poi in questi 2 anni nell'ambito appunto dell'aiuto a ragazzi per la frequenza scolastica. L'anno scorso il progetto Fatemi Studiare è stato un progetto che ha avuto una bellissima rilevanza nel territorio, tanto è vero che è stato inserito anche nei piani di zona dell'azienda ULS 18, quindi questo ci ha dato una grande soddisfazione. È un progetto che è partito a livello nazionale perché oggi siamo convinti come vincenziani che l'immigrato, specialmente il giovane, soltanto se riesce a acquisire una cultura, questo può facilitare anche un inserimento nel territorio e quindi attraverso l'inserimento poi anche evitare quelle rotture, quei contrasti. Il disagio, l'emarginazione, esatto, anche questo giornalmente ecco, le sentiamo riportate dai mass media. Visto il progetto e le esigenze che si è arrivata nel territorio, quest'anno abbiamo realizzato il seguito, l'abbiamo chiamato la scuola opportunità per tutti, perché effettivamente, ripeto, riteniamo che la scuola deve essere un'opportunità per tutti. E quindi le dico soltanto che in questi primi 4 mesi di apertura
noi abbiamo già aiutato oltre 350 ragazzini, perché sia in termini di acquisto di materiale didattico, di sussidi, di libri, e ci riserviamo ora una seconda fase di intervento con quella che sarà di solito l'apertura nella stagione primaverile di quelle che saranno le altre opportunità che verranno finalizzate ai ragazzi in termini di visite guidate, di attività di recupero e quant'altro, perché spesso ci accorgiamo che a queste attività vengono precluse anche appunto ai soggetti più deboli, perché i genitori non hanno magari l'opportunità di pagare la quota che è prevista dal budget della scuola, e quindi i ragazzi ancor più vengono a essere emarginati di non poter partecipare a questa iniziativa. Questo progetto, proprio adesso non per vanto o presunzione nostra, ha avuto un grandissimo risalto nel territorio, perché abbiamo fatto un'azione capillare di contatto non solo con tutte le parrocchie, che sono il nostro interlocutore preferito in quanto associazione, insomma, diciamo, di ispirazione religiosa, ma proprio con tutti i dirigenti scolastici di tutte le scuole e istituti della provincia. E le posso dire che sia dal Basso come dall'Alto Polesine molti insegnanti si sono messi in contatto con noi, abbiamo studiato delle strategie, delle modalità anche per facilitare poi i contatti, per evitare che magari il familiare si spostasse a venire fino a Rovigo, eccetera, magari per un tramite o di un insegnante o un assistente sociale, perché sono venuti anche degli assistenti sociali, e così siamo riusciti, come le dicevo, a fare oltre 350 interventi. E quindi un'opera che certamente sì, contribuisce anche a combattere quell'emarginazione, certo, quel disagio sociale che voi già affrontate sì, nei suoi effetti, e contribuisce invece ad affrontarne le cause. Io vi ringrazio per essere stati i nostri ospiti. Io credo che abbiamo dato un'ampia carrellata delle numerose attività della San Vincenzo, tutte accomunate da questo appunto obiettivo di combattere, questo brutto termine, ma insomma combattere l'emarginazione, la solitudine, insomma i problemi che colpiscono le persone più sole. Sì. Così un pensiero è quello di dire che è chiaro, noi come associazione di volontariato poi non possiamo dare risposte esaustive a quelli che sono i grandi problemi che oggi sono di dialogo quotidiano tra le persone, no? Specialmente, come torniamo sul discorso di questa crisi attuale, e oggi persone che si trovano senza lavoro, senza casa, senza stipendio. E noi sì, facciamo la nostra piccola parte e cerchiamo di essere di partecipare e contribuire a quello che può essere un aiuto, ma auspichiamo sempre che poi sia ad altro livello sociale, politico, non è compito del volontariato di poter dare risposte più complete. Ecco, invece, senza voler essere critici, anche perché prima abbiamo visto, parlavamo un progetto dell'ottima collaborazione che abbiamo sia con i comuni che anche con la provincia, che anche loro si lamentano di non avere risorse sufficienti, però alle persone, come ci ha ricordato Francesco, il più delle volte l'ascolto, il dialogo, l'essere vicini, essere disponibili e dare quel po' che possiamo dare è un servizio insostituibile, e soprattutto un servizio che completa quello a cui noi miriamo e vogliamo, insomma, arrivare. Io vi ringrazio per essere stati i nostri ospiti, insomma, per averci raccontato, seppure brevemente, insomma, nei limiti dei nostri tempi, che cosa fa l'Associazione San Vincenzo. Invito come sempre i nostri telespettatori che hanno seguito e che magari sono interessati a sapere di più su questa associazione, sulle sue attività, su altre attività nel nostro territorio, a visitare il nostro sito internet www.csvrovigo.it e ovviamente a continuare a seguirci alla prossima puntata di Spazio Volontariato, in cui continueremo a raccontare le numerose attività e iniziative delle associazioni di volontariato del territorio. Visto che hai citato il sito, anche noi come San Vincenzo siamo riusciti a fare un piccolo sito www.sanvincenzopolesine.it, e quindi www.sanvincenzopolesine.it può essere appunto un'occasione per vedere che cosa fa la San Vincenzo con più calma dal proprio computer di casa.
suggerimenti. E vi rimandiamo alla prossima puntata di Spazio Volontariato. Grazie ancora, grazie per averci seguito, alla prossima settimana.